momenti anche di avversità verso la Chiesa. I massoni erano anche ad Artemis, ho letto, e poi contro la Chiesa, quando Garibaldi è venuto a Udine, in quella piazza che porta il suo nome, se l'è presa contro la Chiesa, è stato pontificio. L'arcivescovo di allora ha dovuto stare attento, anche nascondersi a un certo punto, per non prenderle. Quindi immaginarsi che attenzione poteva avere a queste apparizioni. Anche perché, non dimenticate, quella strada, voi siete venuti da Artemis, penso, vero? Questa strada che non è tanto grande, vero? Ecco, asfaltata, è stata fatta nel 1964, pensate. Quindi prima per venire a Borsuso bisognava venire su a piedi attraverso le mulattiere. Quindi tra problemi politici, tra problemi di ambiente ed altri problemi, nel silenzio. Ci è voluto, Don Carlo, Gamberoni, appunto dicevo, ecco perché ho detto la data 1992. È la data in cui lui ha riscoperto le 3 apparizioni e adesso, vero, Porzus comincia a farsi sentire, vero, anche perché c'è una novità che l'abbiamo scoperta circa 15 anni fa. Da un manoscritto abbiamo capito che la Madonna ha parlato in dialetto. Questi paesi, perché no, 2 paesi un dialetto, la Madonna si è incarnata come a Lourdes, come a Fatima, nei dialetti locali e ha parlato la lingua che parlava la ragazza Teresa Dus. Quando noi abbiamo fatto sapere questo agli altri, io posso dire che c'è più interesse da parte degli sloveni che non degli italiani per il momento. Io credo in questi 15 anni che siano passati qui dai 200 ai 300 sacerdoti sloveni a concelebrare, 4-5 vescovi sloveni, il loro cardinale Frank Rodet, 4-5 anni fa. Il 6 di settembre dell'anno scorso, no, di 6 aprile di quest'anno, ecco, è arrivato. No, confondevo. Settembre è stato il vescovo di Capodistria. Ho saputo martedì una bella novità, che sabato 4 maggio sarà Monsignor Dorè, l'arcivescovo di Lubiana, quindi il primate della Chiesa slovena. Quindi questo fa piacere, ecco, per dire che piano piano questo santuario, non so, sa il Signore e la Madonna, ecco, il suo, per il momento dai, si va avanti, e allora ringrazio anche della vostra presenza e anche un segno, ecco, di questo messaggio che la Madonna vuole lasciare, ecco, a noi tutti, santificare le feste, onorare il nome santo di Dio, pregare il Santo Rosario. E ringrazio i vostri padri, ecco, che vengono con piacere dalla Polonia, ecco, e grazie di essere venuti, e quando vi incontrate con Don Carlo fatelo sapere, perché avrete anche voi gli incontri presbiterali. Salutatelo, sarà contento. Grazie e vi auguro una permanenza. A me se io sto fino a mezzogiorno perché dopo devo per forza di cose. Grazie. Popolo in festa, alleluia.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi e con il suo Spirito. Maria è Regina degli Apostoli. Oggi celebriamo la festa di San Marco Evangelista, colui che come primo mette la mano sul racconto della buona notizia del Vangelo e ci trasmette ciò che Maria ha dato per mezzo del suo sì al mondo, a tutta l'umanità. Per celebrare degnamente questi santi misteri in questo bellissimo santuario. Chiediamo perdono al Signore per mezzo della Vergine Santa, per poter celebrare degnamente questi santi misteri. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Sia lodato Gesù Cristo. O Dio, che hai glorificato il tuo evangelista Marco con il dono della predicazione apostolica, fa che alla scuola del Vangelo impariamo anche noi a seguire fedelmente il Cristo Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
e l'aspetto. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al tempo opportuno, gettando in Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come il leone ruggente, va in giro, cercando chi resteteli saldi nella fede, sapendo che i vostri fratelli sparsi per il mondo subiscono le stesse sofferenze di voi. È il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamato gloria eterna. Egli stesso vi ristocca una breve sofferenza e vi confermerà e vi renderà a Lui. Vi ho scritto, come io ritengo brevemente per mezzo di Silvano, fratello fedele, per esortarvi e attestare la vera grazia di Dio. In essa siate salvi. Vi saluta la comunità che è stata eletta come voi e dimora in Babilonia, e anche Marco, figlio mio. Salutatevi l'un l'altro. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Parola di Dio. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Canterò del Signore. Con la mia bocca annunzierò la sua fedeltà nei secoli, perché hai detto: la mia grazia rimane per sempre, la tua fedeltà è fondata nei cieli. Annunzierò ai fedeli la salvezza del Signore. I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, e la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Chi sulle Signore e chi è simile di Dio? Ai fratelli la salvezza del Signore, che ti sa, Signore, tuo esono nel tuo nome, nella tua giustizia trova la sua gloria. Annunzierò ai fratelli. Alleluia, alleluia, alleluia. Noi predichiamo potenza e sapienza di Dio. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli 11 e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono nel mio nome. Scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, berranno qualche veleno, non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con segni che la accompagnavano. Parola del Signore.
Credo che tante volte abbiamo riflettuto sulla figura di Marco Evangelista, colui che aveva accompagnato, come abbiamo sentito nella prima lettura, gli apostoli, Paolo, ma anche Pietro. E proprio ascoltando la predicazione di Pietro, mette sul scritto, sulla carta, le parole e la testimonianza dell'Apostolo. Infatti, quando ascoltiamo il Vangelo di Marco, ascoltiamo proprio la predicazione di Pietro, la testimonianza dell'Apostolo che era presente a tutto ciò che ha fatto Gesù, nella predicazione, nei prodigi, nelle guarigioni. Cari miei, Marco è molto importante per la nostra regione, perché Marco è patrono di Venezia, anche se tra Venezia forse non scorrevano mai le buone acque, però noi non guardiamo agli aspetti politici, ma agli aspetti religiosi. Marco è morto in Alessandria, perciò lontano da queste terre, però come un esempio, come un messaggio, come un testimone, veglia anche su di noi. E noi dobbiamo ricordare sempre che celebrando le feste dei nostri patroni, noi ci raccomandiamo per mezzo di loro al Signore. E loro intercedono presso il nostro Padre. Oggi abbiamo la gioia di raccomandarci al Signore per mezzo della sua mamma, è la nostra mamma. E voi lo sapete che anche quando i figli non fanno i bravi, nonostante ciò le mamme le ascoltano i figli e i figli riescono a ottenere tutto dalle mamme. E noi non siamo perfetti, ci rendiamo conto. Abbiamo tanti nostri difetti, tante nostre mancanze, però sappiamo che la mamma, nonostante ciò, ci ascolta. Oggi ci raccomandiamo qui, davanti alla mamma celeste, in tutte le nostre intenzioni. Credo che ognuno di noi porta nel cuore tante preghiere e penso che non basterebbe la giornata per presentare al Signore per mezzo della Madonna tutto di ciò che noi davvero abbiamo bisogno e non superfluo. Adesso in silenzio, in qualche minuto di silenzio, facciamo una preghiera a tu per mezzo della Vergine Santa, perché il Signore ci esaudisca. E in tutte queste preghiere che adesso presentiamo in silenzio al Signore, offriamo questa Santa Messa.
Signore, accogli tutte le nostre preghiere, tutto ciò che ti portiamo su questo altare. Esaudisci secondo la tua volontà tutto ciò che ci è necessario. Per Cristo nostro Signore. Guarda questa offerta, guarda che famosi nostro creatore, il nostro redimo Signore, nella salvezza, la nostra meta, nella tua vita, la nostra vita, nella salvezza, la nostra meta, nella tua vita, la nostra vita. Perché il mio è vostro gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, il sacrificio offriamo nel ricordo glorioso di San Marco e fa la Chiesa sia sempre viva e operante la predicazione del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Grazie al Signore nostro. Cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Santo Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli apostoli, vivi la santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, consacro la tua lode. Signore, dell'universo, nel nome del Signore,
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue nostro. Egli, consegnandosi la passione, prese il pane, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli. E quel mio sacrificio. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo diede ai suoi discepoli e prendete tutti, questo è il mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il cálice, e ti rendiamo grazie, degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo solo corpo. Ricordati, cosa di la terra, perfetta nell'amore, fra il nostro vescovo di preghiera, e anche dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia ammetti alla luce del tuo volto tutti parte alla vita eterna, a Vergine Madre di Dio, e che in ogni tempo ad il tuo Figlio per Cristo, con Cristo e in è onnipotente, nel Spirito Santo, ogni onore per tutti i secoli dei secoli. E firma for il suo ordinamento, osiamo dire, nostro santo tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua come in cielo così in terra. Oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, no ai nostri debitori, tentazione male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbato, attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore, di voi vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Cambiate di pace. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco la Dio, ecco come del mondo, grazie alla cena dell'agnello. O Signore, che partecipare, ma di soltanto una parola. E Santo altare di Dio che San Marco ha predicato per Cristo nostro Signore. Dare anche penso un più bel ringraziamento, preghiera.
perché veramente quello che ci serve a tutti è la presenza di Gesù nella nostra vita, Gesù che porta la pace, porta la buona notizia dell'amore, del allora accoglienza delle suore, del parroco, facciamo la preghiera Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, Signore è benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Prendiamo.